26 aprile 2021 è l'atteso giorno di riapertura di bar e ristoranti dopo l'ennesimo lockdown per coronavirus. Ma a Venezia, in piazza San Marco, tutte le saracinesche restano abbassate. In una città che da decenni baratta i propri abitanti con i turisti, l'assenza di visitatori non rende conveniente la ripresa dell'attività. Nella lunga fila di locali chiusi, compresi i caffè storici come il Florian e il Quadri, l'unica eccezione è il bar di Simone Guaba in piazzetta dei Leoncini. Sono aperto dalle 11 del mattino e finora ho avuto 3 clienti. Chi erano, se posso chiederle, turisti o veneziani? No, erano italiani, una coppia da Torino e una coppia da Pordenone. Distante da piazza San Marco, Cannareggio è il sestiere più popoloso di Venezia. In Strada Nuova, la lunga via che dalla stazione ferroviaria conduce quasi a Rialto, Roberto Pasquale ha riaperto il suo ristorante dopo quasi 2 mesi. Oggi si aspetta di avere clienti. Io me lo auguro, ma visto che siamo già a mezzogiorno e qualcosa e c'è ancora niente. Diversa è la situazione per i bar. A pochi metri dal ristorante di Roberto Pasquale c'è il bar di Roberto Fortunato, dove i problemi sono altri. È dura spiegare alla gente che bisogna sedersi solo, non si può venire al banco e la gente non riesce ancora a capire queste cose qua. Dall'altra parte della città, Castello è il secondo sestiere più popoloso di Venezia e nei tanti locali di via Garibaldi, oltre ai residenti, si sono visti anche gli stranieri che lavorano all'allestimento della vicina biennale a Sant'Elena. Qualche tedesco seduto, qualche francese prima, più qualcuno del posto che ci ha permesso di iniziare un po' più serenamente. In via Garibaldi però la riapertura coincide con dei lavori pubblici. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga è in sopralluogo. Quante richieste di ampliamento del plateatico proprio per adeguarsi alle nuove norme anti-Covid sta lavorando il Comune? Allora, lo scorso anno erano arrivati già 600 domande di ampliamento e quelle sono state riconcesse, quindi non dovevamo fare nessuna domanda. Attualmente in più sono arrivate ulteriori 70 domande. È logico che questa operazione viene fatta in un momento così difficile, in un'emergenza che noi dobbiamo dare assolutamente risposte per tenere viva la città.